Credo che la priorità sia quella di chiudere la partita Covid con le vaccinazioni, proseguendo e facendone tante il più possibile e ovviamente anche lavorando sul tema della prevenzione, quindi con i comportamenti, con le misure di contenimento e di prevenzione che abbiamo più volte ribadito. Dopo la presentazione di venerdì scorso a Palazzo Balbi, Mauro Filippi si è insediato ufficialmente all'ULSS 4 al posto di Carlo Bramezza, assegnato all'ULSS 7 Pedemontana. Filippi, laureato in scienze infermieristiche, è il primo DG d'Italia, ha evidenziato il governatore Zaia, che viene dal percorso infermieristico e ha già molte idee in campo. Continuare con questa gestione positiva di questi anni della precedente direzione del dottor Bramezza e quindi che ha lasciato un'azienda sana e solida e in crescita e quindi lavorare con gli ospedali e poi sul fronte dell'assistenza territoriale credo che la differenza la faremo se riusciamo veramente a intercettare la fragilità e la cronicità e a gestirla nel territorio, evitando così di intasare l'ospedale che invece deve lavorare con gli acuti, chiaramente con la collaborazione dei comuni che insomma toccano con mano quella che può essere la fragilità dei loro cittadini. Quando parla di fragilità non si riferisce solo ad anziani. No, è intesa in senso più ampio, quindi è chiaro che noi pensiamo l'anziano fragile, intendo anche le fasce più a rischio, quindi l'area della dipendenza e della salute mentale, ma anche di quei minori che hanno condizioni di fragilità sociale. E in questo la tecnologia che è, diciamo, già ormai da anni fortemente impegnata e impiegata negli ospedali, potrebbe diventare l'elemento che fa la differenza anche nel territorio. Un altro obiettivo è quello di permettere, come già fatto, ai malati terminali di potersi spegnere nella loro casa qualora lo desiderassero. Filippi dovrà completare ora la sua squadra e la scelta andrà oltre il curriculum. Cerco persone che abbiano competenze tecnico-professionali ma anche relazionali, che sappiano guidare e motivare i loro team, che lavorino bene in squadra e che abbiano come, diciamo, obiettivo la persona.